Il 25 aprile del 1945 in Veneto si continuava a combattere e morire. Oltre 6.000 i caduti nella guerra di liberazione tra le file dei partigiani in regione, spesso giovanissimi. A lottare per la libertà furono comunisti e liberali, socialisti, monarchici, azionisti cattolici, ma anche carabinieri, soldati e preti. Il 25 aprile del 2023, oggi, in Veneto si combatte ancora una battaglia che non si fa con le armi, ma con le parole, le idee e i simboli. Da una parte quelli della libertà e della democrazia e dall'altra quelli dell'ultradestra, dei movimenti neofascisti che oggi inaugurano una sede a Vicenza dove è stata convocata una contromanifestazione dell'ANPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani, assieme ad altre sigle partigiane, una contromanifestazione appunto contro la provocazione dell'ultradestra che ha scelto proprio il 25 aprile per inaugurare una sede nel capoluogo berico. E mentre un consigliere comunale di Schio alza il tiro affermando che l'associazione dei partigiani non ha più senso, il candidato sindaco del Partito Democratico alle elezioni comunali di Vicenza, Giacomo Possamai, lancia un invito affinché nessuno cada in queste provocazioni. E questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto e oggi è martedì 25 aprile 2023, la festa della liberazione, il 78esimo anniversario di quel 25 aprile del 1945, quando venne liberata la città di Milano, una data simbolo della libertà finalmente conquistata, della conclusione della guerra partigiana di liberazione, anche se, come abbiamo detto, in alcuni territori del nord, come il Veneto, si continuò in realtà a combattere per altri giorni ancora. I quotidiani del gruppo Gedi dedicano a questa festa, questa giornata, un dialogo sulla libertà, 2 pagine di racconto di un incontro tra Sofia, 102 anni, staffetta partigiana e poi insegnante, e Alessia, 22 anni, studentessa iscritta ad Economia a Padova, presidente nazionale del Consiglio degli Studenti Universitari, l'organo di rappresentanza appunto a livello nazionale degli studenti. I diritti, la pace, i valori, la democrazia, il racconto quindi di un pomeriggio indimenticabile, così lo definiscono i giornalisti Mattia Chiarin e Eugenio Pendolini dei quotidiani del gruppo Gedi. La staffetta partigiana, oggi centenaria, Sofia Gobbo, classe 1921, nome di battaglia Giorgio, racconta quello che ha vissuto, ovvero il fascismo. So cosa è stato, la democrazia non è per gli indifferenti, avverte. Alessia Conti dice: serve una scuola che sproni ad usare la testa e serve coraggio perché nulla è scontato. 2 pagine bellissime appunto di questa intervista doppia a 2 donne di 2 generazioni distanti eppure così vicine, che si confrontano e dialogano sulla libertà. E poi sempre sui quotidiani del gruppo Gedi la sfida dell'ultradestra, questo il titolo dell'articolo che racconta appunto di questa brutta pagina, di questa ennesima provocazione da parte della destra neofascista, che con un piccolo e apparentemente trascurabile movimento che ancora osanna Benito Mussolini, decide di inaugurare una propria sede a Vicenza, come abbiamo detto, proprio oggi, il 25 aprile. Manifestazione dell'ANPI con tutte le forze
democratiche della città per condannare questa provocazione. Nel frattempo continua la polemica sulle recenti dichiarazioni di Elena Donazzan, assessora al lavoro, all'istruzione e alle pari opportunità della Regione Veneto e quindi della Giunta Zaia, che nei giorni scorsi ha associato la resistenza, i partigiani, al terrorismo rosso degli anni 70, un parallelismo, una narrazione questa che vedrebbe nell'antifascismo la radice del terrorismo che ha macchiato l'Italia di tanti omicidi e stragi, l'Italia democratica e repubblicana. Ebbene, non poteva che suscitare polemiche. All'assessora Donazzan, che non è nuova anche lei a queste provocazioni, rispondono oggi Marco Nimis della rete degli studenti medi del Veneto, che parla di uscite al limite tra il ridicolo e lo spaventoso e che si inseriscono in un lucido progetto di revisionismo storico che l'assessore e la regione stanno portando avanti da anni. C'è anche Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico, che commenta quelle che definisce allucinanti dichiarazioni sulla genesi del terrorismo da parte di un assessore della Giunta Zaia. Queste certificano l'attualità del 25 aprile, si mescolano ignoranza, razzismo e smodato desiderio di apparire. Il riferimento al razzismo riguarda probabilmente un'altra dichiarazione di Elena, dell'assessora Donazzan, che ha ripreso il concetto della sostituzione etnica recentemente rispolverato dal ministro Lollobrigida in quel suo intervento criticatissimo. Ebbene, Donazzan nei giorni scorsi ha detto: la sostituzione etnica è già in atto e se per qualcuno non è un problema, questo non va bene, perché appunto invece c'è ed è un fenomeno negativo. Questo è in sostanza il senso delle parole di Elena Donazzan. Ancora un'altra risposta da parte di Cristina Guarda di Europa Verde, in questo caso, che dice: Donazzan può permettersi determinate dichiarazioni grazie al sangue versato da donne e uomini cattolici, comunisti, socialisti che lottarono per far cessare l'orrore nazifascista. Insomma, una riflessione sul senso della nostra libertà, anche della nostra libertà di parola, e di come e perché questa oggi ci sia garantita. È garantita a tutti, anche a naturalmente Elena Donazzan, che del resto da 4 mandati ormai è assessora nella giunta, prima di Giancarlo Galan e poi di Luca Zaia. Le polemiche comunque non si placano e in realtà coinvolgono anche il centrodestra. Lo leggiamo sulle pagine del Corriere del Veneto di oggi: scintille tra la Lega e Fratelli d'Italia sul 25 aprile. Donazzan agita il centrodestra e Marcato, suo collega di giunta, peraltro assessore anche lui nell'amministrazione di Luca Zaia. Ebbene, Marcato attacca: nella Lega c'è chi andava con Forza Nuova, quindi quella che sembra anche un'autocritica rivolta al suo partito politico. A finire nel mirino dell'assessore regionale è infatti il presidente della Camera, il veronese Lorenzo Fontana. Questo, proprio lui, insomma, secondo il Corriere del Veneto, l'articolo di Martina Zambon, il riferimento della dichiarazione di Roberto Marcato, che ricorda di essere stato antifascista da sempre. Sono felice che si siano ritrovati i valori fondanti della Lega. Questa la sua dichiarazione dopo la presa di posizione, ne abbiamo parlato ieri, del commissario regionale della Lega di Matteo Salvini, Alberto Stefani, che ha condannato le dichiarazioni di Donazzan e ne ha preso le distanze. Insomma, anche nel centrodestra, appunto,
scintille e polemiche. Fratelli d'Italia prova a rintuzzare. Luca De Carlo, segretario regionale del partito di Giorgia Meloni, dice: sogno un 25 aprile in cui finalmente non ci verranno chiesti gli esami del sangue, ma queste parole rischiano forse di non cogliere il punto, nel senso che quello che viene chiesto ad esempio a Donat-Zan non sono certo gli esami del sangue, ma semplicemente di evitare certe dichiarazioni e certe provocazioni revisioniste, a tratti razziste, spesso, come è capitato in passato, offensive e aggressive nei confronti della comunità LGBTQ. Gli studenti tornano a chiedere le dimissioni di Elena Donat-Zan, assessora regionale. Lo leggiamo appunto sul Corriere del Veneto. Troppi siparietti imbarazzanti, come le sue dichiarazioni sul caso Chloe Bianco o la sua interpretazione di Faccetta Nera alla radio. Fino a che punto dovrà spingersi per le sue dimissioni, e chiedono direttamente al presidente della regione Luca Zaia, per l'ennesima volta a dire il vero, di provvedere a rimuovere Donat-Zan dal suo incarico. Passati tanti anni, ho già detto, si va verso il secondo decennio per Elena Donat-Zan nel ruolo di assessora regionale. Secondo gli studenti medi del Veneto, la sua carriera, almeno appunto in questo ruolo, dovrebbe finire qua. Proseguiamo la rassegna stampa di oggi con altre notizie che riguardano la politica in regione. Portano la Santa Vulva in processione, viene denunciato il corteo transfemminista di Non Una di Meno. Succede a Padova, simbolo di fertilità e prosperità fin dalla preistoria, scrive Marina Lucchin sulle pagine del Gazzettino, mostrata in tutto il suo crudo e dettagliato realismo quale origine del mondo da Gustave Courbet, o coperta da una foglia di fico come scelse di fare Eva dopo essere stata scacciata dal paradiso terrestre. C'è chi ha cercato di coprire la vulva, seppur nell'arte anche molto più di recente, come nel 2016, quando si scelse di nascondere la nudità della Venere Capitolina in occasione della visita del presidente iraniano Hassan Rouhani. Fatto sta che, elogiata nelle collezioni private dell'Ottocento e censurata a partire dal Medioevo, la vulva è stata da sempre al centro dell'arte, ma la sua esaltazione ora diventa tema di dibattito anche nelle aule della procura. Sì, perché c'è una linea sottile tra la protesta goliardica e la deriva blasfema, una linea sottile che adesso la procura di Padova dovrà decidere se è stata valicata venerdì sera dalle attiviste di Non Una di Meno, che hanno mimato per le strade del centro della città del santo, cioè Padova, una processione portando in spalla una grande statua della Santa Vulva con tanto di aureola fiorita, accompagnandola durante il percorso dalla cantilena impostato sullo stesso schema della litania dei santi, la preghiera della Santa Vulva, che in realtà ricorda l'Ave Maria anche a chi non ha mai frequentato il Maggio Mariano. Questa, insomma, la notizia sulle pagine del Gazzettino. La Digos di Padova ha trasmesso alla procura gli atti sulle litanie religiose delle aderenti a Non Una di Meno, la organizzazione transfemminista che i cortei dell'8 marzo e non solo. La magistratura ora valuterà se la protesta goliardica, così viene definita dal Gazzettino, in piazza è trascesa in deriva blasfema. Naturalmente, da parte di Sveglia Veneto, un podcast che fin dall'inizio cerca di raccontare almeno il Veneto dal punto di vista di chi lo vive, quindi con grande attenzione, almeno ci si prova ai sociali, oltre che ai fatti politici e dell'economia, la massima solidarietà alle transfemministe di Non Una di Meno. Un augurio che questa vicenda, la vicenda giudiziaria naturalmente, si possa concludere al più presto e in modo positivo, lasciando stare accuse di blasfemia e cercando invece di capire il senso delle proteste, delle manifestazioni di chi scende in piazza per l'affermazione dei diritti di tutte e tutti.
Ancora di diritti parliamo, tornando sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, dove è pubblicata una lettera della Associazioni Contestare, un'associazione di genitori che ha deciso di scrivere al senatore Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia di Venezia. La lettera naturalmente è in realtà indirizzata al direttore dei quotidiani del gruppo Gedi. Di cosa si parla? Della carriera alias. Molta superficialità secondo i genitori dell'associazione Contestare. Le scriviamo in merito all'articolo dal titolo Carriera alias per me non esiste, pubblicato dal suo giornale lo scorso 3 aprile, così inizia la lettera al direttore dei quotidiani del gruppo Gedi. Siamo genitori, persone volontarie e psicoterapeute, insieme alla presidente dell'associazione Contestare, sportello attivo transgender, che da alcuni anni accompagna ragazzi e ragazze che non si riconoscono nel genere assegnato alla nascita in un percorso di affermazione di genere, fornendo loro supporto psicologico, legale e medico, anche in collaborazione con altri enti del territorio, tra i quali l'azienda ospedaliera, l'Università degli Studi di Padova. Si dicono molto amareggiati dalle dichiarazioni del senatore della Repubblica, l'onorevole Raffaele Speranzon, questi genitori. Affermazioni in cui difende a spada tratta i due esponenti del suo partito Fratelli d'Italia che hanno inviato una lettera al liceo Marco Polo di Venezia intimando la scuola a non adottare la carriera alias. Ce ne eravamo occupati, ne avevamo parlato nelle scorse puntate di Sveglia Veneto, una vicenda quindi che continua a trascinarsi dietro una serie di polemiche e in questo caso appunto una lettera da parte dell'associazione Contestare, sportello attivo transgender. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con due notizie flash, un fatto di cronaca che sta già facendo discutere, cronaca nera, follia e sangue in Veneto. Leggiamo sul Corriere del Veneto: una persona in stato di alterazione ha rubato la pistola ai carabinieri e ha fatto fuoco, ferisce un vigile e poi viene ucciso, indagato quindi il vice brigadiere dei carabinieri che l'ha colpito. La notizia anche sul Gazzettino: Vicenza invoca Allah, poi disarma un carabiniere e spara a un agente, ucciso. Magrebino alterato corre per chilometri a fare la colluttazione con 2 pattuglie, l'uomo esplode 15 colpi, 2 raggiungono il vigile urbano e gli perforano il polmone. Queste le parole del titolo del Gazzettino. Infine sui quotidiani del gruppo Gedi: sottrae la pistola ai carabinieri e spara, ferito un agente, ucciso l'aggressore. L'episodio è avvenuto ieri mattina nel Vicentino. Il poliziotto è Alex Frusti, colpito da un nordafricano in stato confusionale. Secondo i passanti questa persona inneggiava ad Allah e urlava. Ci sono già le prime reazioni politiche a questo episodio. Salvini si è affrettato a dichiarare: nessuno accusi le nostre forze dell'ordine. Ricordiamo appunto che è indagato il vice brigadiere che ha colpito e quindi ucciso il protagonista di questa vicenda, l'uomo appunto che aveva sottratto la pistola ai carabinieri stessi, aveva ferito un vigile. Secondo il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, vietato azzardare conclusioni affrettate, l'incidente è sempre in agguato nonostante la professionalità di agenti e carabinieri. Questa insomma la linea della Lega, che subito fa quadrato attorno alle forze dell'ordine. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata e una buona festa della liberazione.